Buonasera ai titoli. Gli invisibili della sanità, farmaci da banco e accesso alle cure per molti siciliani sono un lusso. A Catania la Caritas, 70 persone al giorno chiedono medicinali. Catania dall'ultimo saluto Enzo Trantino, l'arcivescovo Renna è stato un pilastro, i cittadini prendano esempio davanti alla cattedrale e lo striscione, la tua storia, la nostra storia. A Palermo dal centro alle periferie ancora furti, vetrine spaccate e rapine, l'allarme delle associazioni di cittadini che chiedono un incontro con il prefetto, con l'assessore regionale alle attività produttive per interventi urgenti. Non ci sono vite segnate per sempre, le ho detto agli studenti il presidente del Tribunale dei minori di Catania, Roberto Di Bella, che ha promosso il progetto Liberi di scegliere. A Enna il comitato senza acqua torna a protestare, chiede di togliere ai privati la gestione idrica e un sistema pubblico più equo. A Palermo illuminato il grande albero di Natale, al via gli eventi per le feste in città, al clou nella serata del 31 con il concerto di Biagio Antonacci. Serie C, il Catania domenica a Taranto, Toscano dovrà fare i conti con le assenze di Guglielmotti e Luperini, rientra Lunetta, il Palermo non decolla e perde con la Carrarese 1-0. Eccoci ancora, buonasera. Farmaci da banco e accesso alle cure per molti italiani sono un lusso e molti siciliani che non possono permettersi di acquistare un medicinale. E dunque questo è l'argomento di oggi a Telecolor nel corso della trasmissione Il Punto di Luca Ciliberti. Ma sentiamo Simona Mazzona. A circa 2 settimane dal Natale tante famiglie stanno già pensando ai doni sotto l'albero, ma per molte altre non è così. Non si arriva a fine mese e oggi riuscire ad acquistare beni essenziali è diventato un lusso, come i farmaci. Non potersi permettere un antidolorifico o un semplice medicinale da banco è il ritratto di un'Italia che ha un problema nel settore sanitario. Al punto la trasmissione di Telecolor in onda il sabato pomeriggio si è parlato anche di questo e degli invisibili della sanità, come i senza fissa dimora o i padri separati che dormono in auto e che si rivolgono a centri come la Caritas. Soltanto a Catania sono 70 cittadini alla settimana. E queste persone non possono avere una tachipirina e quindi si rivolgono a noi. I cittadini che non hanno residenza in Italia, secondo le nuove direttive, potranno avere accesso ai farmaci. Con la legge che è stata approvata prima dalla Camera e successivamente a novembre dal Senato si dà la possibilità, però questo lo dico solo nelle città metropolitane per adesso, quindi è una legge in via sperimentale che riguarda solo le città metropolitane, quindi in Sicilia, Catania, Messina e Palermo, di accedere al medico di medicina generale ai senza fissa dimora. Nell'isola, secondo il deputato 5 Stelle De Luca, la situazione è impietosa. I soggetti in condizione di povertà sanitaria sono aumentati di oltre l'8% rispetto all'anno prima e anche in Sicilia da questo punto di vista noi dobbiamo immaginare che c'è un incremento di quasi il 50% della domanda dei farmaci gratuiti. Per aiutare chi ha necessità di farmaci ci sono tante realtà come il banco farmaceutico della Caritas o la raccolta in tutte le farmacie aderenti. Poi ci sono anche associazioni e organizzazioni che si occupano di acquistarli e donarli ai bisognosi. Catania dall'ultimo saluto a Enzo Trantino. Oggi i funerali in cattedrale, l'arcivescovo Renna dice è stato un pilastro, i cittadini prendano esempio. Sentiamo Tonino De Mana. La toga sulla bara, quasi ad accarezzarla, perché dentro c'è Enzo Trantino, una persona che ha unito destra e sinistra, avversari politici, avvocati, magistrati, amministratori e tanta gente comune. È stato un pilastro della vita pubblica di questa città e del nostro paese. Le parole dell'arcivescovo Luigi Renna certificano la grandezza del professionista, del padre, del nonno, doti umane che si mescolano alla passione, alla sapienza e alla conoscenza. Stracolma, come prevedibile, la cattedrale di Catania per il funerale del politico nato 90 anni fa, Licodia Eubea, parlamentare per ben 9 legislature. In prima fila, naturalmente, il figlio Enrico, sindaco di Catania, affiancato dai familiari tutti ed attorniato dalle massime autorità civili, religiose e cittadine. Tra i presenti anche il ministro della protezione civile, Nello Musumeci. I suoi ideali sono stati sempre coerenti durante l'intero arco della sua vita. Non dite Enzo Trantino è stato di altri tempi per la caratura morale. Lui è stato uomo del nostro tempo. In tanti traggano esempio da lui affinché nessuna linea temporale
temporale rimanga orfana del suo ricordo. Lui ha reso bella e grande questa città come ognuno di noi può fare. Toccante il ricordo del nipote Vincenzo, dalla tua poltrona al nostro letto, ci illuminavi la vita, ci proteggevi nei momenti di sconforto, eravamo complici e tu, nonno, eri il mio migliore amico. Applausi e tante lacrime hanno salutato anche la consegna di uno storico fascicolo che sarebbe stato offerto il 19 dicembre prossimo in occasione del 60° anniversario di avvocatura. Non è arrivato in tempo Enzo, ma sarà comunque una festa. All'esterno, ad accogliere il principe del foro Enzo Trantino, anche un enorme striscione. La tua storia, la nostra storia, da tramandare a figli, nipoti e a quanti l'hanno conosciuto. E per ricordare Enzo Trantino, questa sera alle 21 su Antenna Sicilia e domani alle 14.30 su Telecolor andrà in onda l'ultima intervista televisiva realizzata in un faccia a faccia del 2016, nella quale Trantino si racconta al pubblico rispondendo alle domande di Luca Ciliberti. Andiamo a Palermo, dal centro alle periferie sono continui i furti, le vetrine spaccate, scippi e rapine. L'allarme delle associazioni di cittadini che adesso chiedono un incontro urgente al prefetto e all'assessore regionale alle attività produttive per contrastare questo fenomeno. Maglio Viola. È sempre più allarme microcriminalità a Palermo e non più soltanto nel centro o nelle zone della Movida. Non passa giorno senza che il bollettino delle forze dell'ordine del mattino racconti di furti, vetrine spaccate, negozi e ristoranti forzati per portar via poche centinaia di euro, ma causando migliaia di euro di danni. Durante il giorno poi il racconto delle piccole e medie rapine in strada e agli esercizi commerciali è la regola, senza contare gli scippi ai turisti e le aggressioni ai giovani anche soltanto per portar via un cellulare. Gli ultimi episodi narrati dalla cronaca riguardano il furto con spaccata alla Rinascente di via Roma a Palermo, dove sono stati portati via abiti e gioielli, e una rapina alla farmacia di Sferracavallo. Una situazione allarmante alla luce della quale il coordinamento cittadino dei comitati di via Lalomia e dintorni, Macheda Città, Uniti per il quartiere, Palermo Sicura e Terra Vacua chiedono un nuovo incontro al prefetto Mariani. Vogliono porre l'accento anche su episodi come quello accaduto al Gran Caffè Torino, danneggiato e derubato la settimana scorsa per la quinta volta nell'ultimo anno. I comitati si erano costituiti per lo più durante l'allarme Movida, ma ora sono preoccupati non soltanto da quella. Anche l'assessore regionale alle attività produttive Edita Maio è preoccupato e annuncia che nei prossimi giorni si farà promotore di un tavolo di confronto presso la sede dell'assessorato in via degli Emili, coinvolgendo sindaco, prefetto e tutte le associazioni di categoria, per elaborare interventi immediati e concreti per garantire maggiore sicurezza, riqualificare l'area di via Roma e offrire un sostegno reale a chi sta subendo questi attacchi. Non ci sono vite segnate per sempre, lo ha ribadito ai giovani il presidente del Tribunale dei minori di Catania, Roberto Di Bella, in uno dei suoi incontri per promuovere l'iniziativa Liberi di Scegliere. Desiree Ferlito. Un focus sul contesto criminale che i giovanissimi sono costretti spesso a subire perché cresciuti in famiglie segnate da mafia e delinquenza. Roberto Di Bella, presidente del Tribunale per i minorenni a Catania, ha incontrato cuore a cuore i giovani dell'Istituto Comprensivo Giuseppe Parini per l'iniziativa Liberi di Scegliere. Siamo riusciti ad aiutare tanti ragazzi, tante mamme a emanciparsi dalla cultura criminale, quindi si può fare, bisogna crederci, bisogna poi soprattutto informare i ragazzi. Il progetto ha una duplice valenza, giudiziaria ovviamente, ma anche culturale. Andiamo nelle scuole per sensibilizzare insegnanti e ragazzi su questi temi che coinvolgono tutti. Allora ha raccontato le numerose esperienze vissute da magistrato a capo di un ufficio che ha avviato un percorso di allontanamento dei giovani dalle famiglie mafiose, perché spesso, quasi sempre, il contesto dell'infanzia vissuta si ripercuote sul futuro. Oggi ho parlato dei boss catanesi, dei grandi boss catanesi del passato. Sono stati tutti ragazzi di un quartiere, di una famiglia disagiata, che purtroppo nel corso dei decenni e nell'assenza delle istituzioni, non andando a scuola, hanno compiuto la loro progressione criminale. Un Erasmus di legalità, come a lui stesso piace definire i suoi incontri con i giovani, per questi adolescenti e bambini che nel corso della loro vita hanno vissuto solo in un contesto, cresciuti nella tela del ragno, imbevuti di quel tipo di cultura mafiosa. Il suo messaggio ai giovani è però carico di speranza. Non ci sono vite segnate per sempre, io penso che la rassegnazione confina con l'alibi.
La polizia ha arrestato a Messina un egiziano di 24 anni colpito da un mandato di cattura internazionale per tentato omicidio commessi nel paese di origine nel 2020. L'uomo, ricercato da 4 anni, ha ucciso un connazionale, picchiato, accoltellato un'altra persona. E adesso ci occupiamo della crisi idrica che continua a mettere in ginocchio la Sicilia centrale, più di altre province. C'è stato un nuovo corteo di protesta a Enna, dove il Comitato Senz'Acqua chiede di togliere ai privati la gestione appunto dell'acqua e tornare ad un sistema pubblico più equo. Maglio Viola. Enna scende in piazza contro la crisi idrica e contro una distribuzione dell'acqua che considera iniqua. Circa 300 persone si sono radunate ieri pomeriggio in piazza Garibaldi, dove ha sede la prefettura, per partecipare alla manifestazione organizzata dal Comitato Senz'Acqua Enna e denunciare la cattiva gestione dell'emergenza idrica che mette in ginocchio la città. Con cartelli, striscioni e fischietti hanno sfilato lungo via Roma fino alla sede proprio di Acqua Enna, il gestore del servizio idrico più volte contestato dal movimento, che nei mesi scorsi ha anche presentato un posto in procura per interruzione di pubblico servizio. Anche la magistratura ha aperto un'inchiesta sulla gestione della crisi. I partecipanti alla manifestazione hanno rilanciato ancora una volta il tema della gestione pubblica dell'acqua, chiedendo a gran voce lo stop all'affidamento delle società private e lamentando l'assoluta assenza di istituzioni e rappresentanti politici. Dopo il distacco dalla diga Ancipa, Enna continua ad avere l'acqua ogni 6 giorni e il razionamento, ha annunciato l'ente gestore, sarà costante anche durante il periodo natalizio. Attualmente la città è fornita da 2 pozzi, Bannatelle 3 e il surplus proveniente da Leonforte. Non si conosce quando verranno messi in funzione gli altri pozzi, Bannatelle 2 e 5, che non sono ancora legati alla rete comunale. Intanto la pioggia ha fatto salire il livello dell'Ancipa, che oggi può contare su 1.700.000 litri d'acqua in più. Terminato a tempo di record anche il bypass dell'acquedotto Blufi, 1,5 km di tubatura che collega i pozzi di Butera di Caltacque al serbatoio di distribuzione di Caltanissetta e San Cataldo, una risorsa che potrebbe permettere di riallacciare parte dell'Ennese proprio all'Ancipa. In Sicilia l'occupazione è in aumento, con 133.000 nuovi posti di lavoro negli ultimi 2 anni, e le imprese sono anche in espansione, lo dice il presidente della regione Renato Schifani, commentando i dati diffusi dall'ufficio studi dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Mestre. Una breve pausa e poi ci occuperemo dell'Italia, che guarda con attenzione a questo virus che si sta diffondendo in Congo, ma i virologi dicono nessun allarmismo. Anche l'Italia guarda con attenzione al virus ancora sconosciuto che si sta diffondendo nel Congo. Controlli su voli e navi in arrivo. Il virologo Pregliasco al nostro TG dice che per ora è tutto contenuto, nessun allarmismo. Francesco Loi. La situazione del Congo ovviamente ci deve preoccupare, ma in un senso di reazione che deve esserci a livello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Nessun allarmismo, parola dei virologi. Nelle ultime settimane il Congo è diventato focolaio di una malattia ancora sconosciuta. Potrebbe essere anche un virus o un batterio conosciuto, potrebbe essere il morbillo, la malaria, il Covid, l'influenza o, considerando anche la storia del Congo, un virus che ha avuto un passaggio da animale a uomo. I sintomi sono simili a quelli influenzali: febbre alta, mal di testa, tosse. 100 i decessi nel giro di un mese, e tra i più colpiti ci sono i giovani, tra i 15 e i 18 anni. Che si tratti un po' come per il 2009, il virus H1N1, che si tratti sì di un virus nuovo, quello appunto della cosiddetta suina, ma che bene o male era circolato in una variante nel passato, colpendo meno gli anziani che nel passato appunto avevano avuto una quota di protezione. Il mondo intanto guarda con attenzione a quanto sta accadendo. Anche il nostro Ministero della Salute ha innalzato i controlli, soprattutto su voli e navi in arrivo. Per gli esperti giusto tenere alta la guardia, ma evidenziano che al momento è tutto contenuto. Un sospiro di sollievo per tutti, anche perché queste immagini di appena qualche anno fa appartengono ad un film che nessuno vorrebbe più rivedere. L'accensione dell'albero di Natale ha dato il via agli eventi natalizi di Palermo, il clou nella serata del 31 con il concerto di Biagio Antonacci. Marco Gullà.
L'illuminazione d'Abete, impreziosita dalle armonie del coro di voci bianche del Teatro Massimo e dalle sfere realizzate dai bambini dei reparti oncologici, dà inizio a un mese di eventi dedicati alle festività natalizie a Palermo. Eccolo l'albero acceso a Piazza Ruggero VII, meglio conosciuta come Piazza Politeama. Un mese di eventi, il clou sarà il 31 dicembre, quando a brindare assieme ai palermitani per il concertone di Capodanno ci sarà il cantautore Biagio Antonacci. Come ormai vi ha abituati questa amministrazione, ci ha abituato questa amministrazione, ci sarà un artista di primo piano, sarà Biagio Antonacci, artista ovviamente apprezzatissimo, scelto per le sue qualità ovviamente musicali, canore e artistiche, scelto perché è un artista trasversale rispetto anche alle fasce generazionali. Dai presepi in mostro viventi alle piste di pattinaggio sul ghiaccio, dai concerti gospel alle rappresentazioni teatrali, passando per i villaggi di Babbo Natale, e le iniziative per i bambini sono tantissime e variegate, le iniziative in programma a Palermo e provincia. Non solo ci sono grandi nomi, ma c'è soprattutto ancora una volta l'affermazione di un metodo e di una opportunità. Il metodo è quello della collaborazione tra istituzioni, fondazioni, il coinvolgimento di associazionismo, volontariato, c'è solidarietà, e l'opportunità è quella di avere una squadra e risorse per poter estendere questo progetto e questo programma a tutte le aree della città. Iniziative anche nelle periferie per un Natale sempre più inclusivo. Vasame, l'amore è rivoluzionario, musica e parole, poesia e pittura, ma anche ironia e divertimento nello spettacolo con Marisa Laurito e Enzo Gragnagnello al Garibaldi di Modica. Sentiamo Veronica Barbarino. Sonorità mediterranee e interpretazioni appassionate in un'atmosfera intima e coinvolgente, capace di emozionare e divertire. Si celebra l'amore sul palco del Teatro Garibaldi di Modica con Vasame, l'amore è rivoluzionario. In un mondo in cui spesso siamo avvolti da violenze, guerre e egoismi, Marisa Laurito, con la sua travolgente presenza scenica, ed Enzo Gragnagnello, artista di rara sensibilità, hanno raccontato l'amore attraverso i classici della canzone napoletana e i brani più celebri del cantautore. Un momento di poesia, di arte, perché noi non dobbiamo dimenticare che abbiamo un'anima, uno spirito che vuole alimentarsi di bellezza, di arte. Ma pensate che la vera rivoluzione si può fare cominciando dallo spirito. Lei dipinge un quadro mentre lui incanta con la sua musica. Lei racconta storie di vita e di amore in poesie, lui crea la magia. Io credo che oggi ci sia bisogno molto di parlare dell'amore, perché siamo circondati da orrori, da guerre, da aggressività, e quindi è molto importante. Noi questo spettacolo lo facciamo veramente perché sarebbe bello mettere un piccolo seme in tutti quelli che ci vengono a vedere, per dire che l'amore è la vera rivoluzione che possiamo fare. Una breve pausa, poi il calcio, la sconfitta del Palermo a Carrara per 1-0 e poi il Catania pronto alla trasferta di domani a Taranto. Eccoci al calcio, il Palermo cade a Carrara per 1-0, non riesce a dare continuità ai precedenti 3 risultati consecutivi, una sconfitta figlia di un secondo tempo davvero sottotono in cui i rosa di Dionisi hanno fatto troppo poco anche per meritare un pareggio. Il Palermo scivola così all'8° posto in classifica. E in Serie C invece turno dell'Immacolata per il Catania, che sarà di scena a Taranto. Toscano dovrà fare i conti ancora con le assenze, non ci sono Guglielmotti e Luperini. Torna Lunetta. Marco Carli.
A Taranto per non sbagliare. Il Catania contro l'ultima della classe, gravata da 10 punti di penalizzazione, reduce da 3 sconfitte di fila, cerca di riprendersi quello che ha perso in casa con la Cavese, di ritornare al successo lontano dal Massimino che manca da 2 mesi. Toscano vuole che tutti diano qualcosa in più. Per dare più continuità, per dare più incisività soprattutto sotto porta. Ci abbiamo lavorato tutta la settimana, adesso bisogna trasferire in campo tutto quello che su cui abbiamo lavorato per riportarlo in campo. Non ci saranno tifosi etnei, mentre la capienza dello Iacovone è limitata a poco più di 3.000 posti per via dei lavori che interessano lo stadio. Il Taranto prima di tutto, poi altre 2 partite nel 2024 che definiranno il futuro in classifica anche sul mercato. Toscano per lo Iacovone deve fare i conti con altre assenze, si ferma Guglielmotti così come Luperini, ma torna Lunetta. Geca viene con noi, anche se non è in perfette condizioni, la spalla un po' lo limita, però ha fatto tutta la settimana l'allenamento con noi, quindi sarà con noi. Non ci saranno Luperini, non ci sarà Guglielmotti, Lunetta sì, ci sarà. Adamonis ha avuto un problema, una forte contusione, non sarà disponibile. Non bisogna parlare né di mercato né di vacanze, perché mi incazzerei seriamente. È un momento di concentrarsi su queste 3 partite che per noi possono cambiare tante cose. Taranto-Catania sarà seguita da Telecolor, 3 ore live a partire da mezz'ora prima dell'inizio del match, collegamenti dallo stadio e commenti da studio, al termine le interviste ai protagonisti in anteprima. È tutto, grazie per l'ascolto e buon fine settimana.